Buongiorno da Taglio di Po, siamo nell'ufficio del sindaco con il sindaco Francesco Siviero e il vice sindaco Alberto Fioravanti e volevamo sapere come il comune di Taglio di Po sta agendo per quanto riguarda la Tari, sia per le aziende che per i privati. Siamo qua oggi per fare il punto della situazione per quanto riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti e le agevolazioni che il comune ha deciso di mettere in campo sia per le famiglie che per le imprese. E quindi un pacchetto di aiuti complessivamente intorno ai 60.000 euro che dopo vi dettaglieremo un po' più in maniera specifica. Adesso però lascerei la parola al vice sindaco che illustra appunto la gestione della Tari per quest'anno, le valutazioni e le tariffe. Prego. Sì, buongiorno. Nell'ultimo Consiglio Comunale a fine giugno abbiamo approvato in Consiglio Comunale il piano finanziario ecoambiente. Ne avete sentito parlare in questi giorni perché comunque in altri comuni, in parecchi comuni ci sono stati degli aumenti, era un po' di anni che non c'erano aumenti consistenti di ecoambiente per quel che riguarda le tariffe, quest'anno qualche aumento c'è stato in giro. Intanto sono qui per tranquillizzare tutti, nel comune di Taglio di Po non ci sono quegli aumenti che è successo in qualche altro comune, l'aumento è inferiore all'1%, quindi stiamo parlando di uno 0,6%, quindi per carità dà sempre fastidio, ma è comunque qualcosa che ci si augura sia impercettibile nelle bollette. E anche questo è dovuto, vi dirò che siamo arrivati a questi numeri qui perché comunque come comune, grazie a una serie di somme che avevamo a disposizione e dovevamo destinare a quei settori lì, li abbiamo inseriti per tenere appunto basso l'aumento. Quindi, ripeto, Taglio di Po, tutto sommato, rispetto alla bolletta del 2020 non c'è nessun aumento, quindi tutto abbastanza liscio. Ricordo che in merito a questa questione ecoambiente tutta la provincia di Rovigo pian pianino comincerà a passare al porta a porta spinto. Per noi questa cosa è prevista nel 2023, ci sarà tutto il tempo per parlarne, per discuterne, ma insomma, e già che siamo, volevo dirvi questa cosa. E poi il sindaco giustamente accennava alla questione agevolazioni. E abbiamo preparato un pacchetto di agevolazioni per le famiglie e per le attività relative per abbattere la Tari. Chiaramente stiamo parlando delle famiglie in difficoltà e delle aziende in difficoltà a causa Covid, come ben chiaro. Ci sono circa 8.000 euro a disposizione per contributi alle famiglie e un pacchetto da 50.000 euro per abbattere la Tari per le attività che ne hanno risentito. E sul dettaglio di questo ripasso la parola al sindaco. Sì, grazie vice sindaco. Nello specifico la dotazione messa a disposizione per le famiglie per il momento è 8.000 euro. 8.000 euro che stiamo valutando in questi giorni se aumentarli ma riportarli anche a 10-12.000 euro, questo dipenderà in base alle richieste e alle necessità. E sarà un bando fatto ad hoc per le famiglie come fatto gli anni scorsi, probabilmente eleveremo rispetto agli anni scorsi quelle che sono le soglie ISEE per poter accedere al contributo. Mentre per quanto riguarda le imprese il pacchetto è molto più ampio, parliamo di 50.000 euro messi a disposizione per quelle attività che hanno subito delle chiusure imposte dai vari DPCM, quindi le attività riservate alle persone, attività di ristorazione, tutte quelle attività che sono state chiuse, quindi hanno risentito ma anche hanno consumato, prodotto meno rifiuti. Quindi questo pacchetto di 50.000 euro punta ad abbattere il costo della tassa ai rifiuti del 50%, quindi un intervento importante. Ne daremo notizia perché è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nello stesso Consiglio di fine giugno. Adesso abbiamo finito di preparare tutta la parte burocratica, quindi pubblicheremo sia il modulo per fare domanda, perché a differenza dell'anno scorso, quest'anno cambiando le modalità sarà obbligatorio fare una richiesta da protocollare entro il 30 settembre. Pubblicheremo sia la delibera sia anche il modo per fare domanda sia sul sito che sulla pagina Facebook, oppure lo troverete qua presso i nostri uffici, e dopo faremo anche una campagna di informazione presso le aziende inviando una lettera appunto presso le sedi in modo che
il gestore, il proprietario dell'azienda e l'azienda stessa sia messa a conoscenza di questa opportunità. Però ripeto, deve essere fatto obbligatoriamente la richiesta, non è più come l'anno scorso che la scontistica è automatica. Questo per tutta una serie di motivazioni legate anche al fatto che questi fondi ci vengono in parte erogati dallo Stato e quindi con regole abbastanza precise e puntuali. Quindi vi arriverà a casa questa nota e dopo dovrete procedere con la domanda per poter accedere alla scontistica del 50%. Stimiamo che il fondo di 50.000 euro possa essere in linea con le esigenze e prevediamo anche di poter dare magari una risposta anche un po' più elevata del 50%, adesso vedremo comunque quali saranno le domande che ci perverranno. Quindi adesso vi faremo avere tutto il materiale, tutte le informazioni utili e quindi speriamo che in tanti possiate aderire, anche perché una delle regole previste è anche aver avuto una riduzione del fatturato 2020 sul 2019 del 20%. Molti altri hanno optato per il 30%, ma abbiamo pensato che il 20% sia una misura abbastanza congrua per il momento che stiamo vivendo. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio il Vice Sindaco e ci rivedremo nei prossimi appuntamenti anche magari per dettagliare meglio le procedure per fare appunto la richiesta per le riduzioni tariffe per le aziende.